L'ha tolto su i suoi barlafus e le andà. Ha preso le sue cianfrusaglie ed è andato via. Ci sono due versioni sulla derivazione della parola barlafus. In questo video vi spiego la prima. La parola barlafus è metà germanica e metà latina. È formata infatti da barna, che nell'antico germanico era la piastrina forata dentro la quale si infilava la punta del fuso, latino fusus, perché questo stesse ben fisso al suo posto durante la filatura. Come si vede, il barlafus era un arnese da lavoro molto modesto. Si capisce quindi perché più tardi qualsiasi utensile di poco conto si sia chiamato barlafus. Oggi si usa questa parola in senso ancora più lato per cosa da nulla, arnese da lavoro o no.